Baby gang a San Giacomo, le mamme, pestaggi e rapine ogni giorno fuori dalla Bergamas e nei giardini, scatta il vademecum per gli alunni, no smartphone e scarpe firmate. Minacce, urle e botte alla Cenerentola di Villesse, arrestato per maltrattamenti nei confronti della figliastra tredicenne, il patrigno di 53 anni, denunciata la madre. Profughi dentro i magazzini di Portovecchio nell'area del cantiere per il viale monumentale, il sindaco di piazza, quella è area comunale, lunedì lo sgombero. È un appello alla dignità e alla libertà, quello rilanciato oggi da Martina, la donna affetta da sclerosi multipla che ha visto negata la sua richiesta di suicidio assistito. Un nuovo polo logistico per i prodotti destinato a Italia ed estero, questo è il motivo del nuovo magazzino della BAT inaugurato a San Dorligo. Concerti di Ultimo e Max Pezzali a Rocco il 2 e 9 giugno, oltre 30 operai al lavoro per il montaggio del palco. Dinner Sinfoniker al Teatro Stabile Rossetti di Trieste, il grande evento musicale preannunciato per la prossima stagione. Telespettatori di Tele4, buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre ancora una volta con la cronaca. Cresce la preoccupazione tra i genitori degli studenti della scuola media Bergamas di San Giacomo dopo le ripetute segnalazioni di furti, rapine e pestaggi nei confronti di ragazzi e ragazze all'uscita dall'istituto e nei vicini giardini. Questa è la testimonianza di una mamma. So di ragazzini che sono stati picchiati, presi a pugni in testa, e trascinati fino al giardino di Via Montecchi, presi a calci e pugni, e coltelli, eccetera. Adesso basta. Non solo le rapine agli studenti all'uscita della scuola media Bergamas, ma anche pestaggi nei vicini giardini di San Giacomo e spintoni agli anziani del rione che si rifiutano di consegnare soldi ai giovani componenti della baby gang. In molti ci riferiscono la preoccupazione per il vicino nuovo centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, dislocato in via dell'Istria, anche se le indagini di polizia e carabinieri non hanno ancora chiuso il cerchio sui responsabili dei recenti episodi. Certo è che per i genitori ogni mattina sale l'ansia quando i propri figli debbono recarsi a scuola. Sì, purtroppo la situazione a San Giacomo in sé è degenerata e peggiorata e ci sono tante baby gang di varie etnie, diciamo, chiamiamole così, e purtroppo adesso si sentono ogni giorno violenze eccetera nei confronti dei nostri ragazzi. Le mamme hanno dato vita a un vero e proprio vademecum per ragazzini e ragazzine per andare a scuola. Cosa significa? Significa niente scarpe di marca, niente giubbotti di marca o vistosi, nulla che possa attirare l'attenzione, in particolare non utilizzare il cellulare, lo smartphone all'uscita di scuola, perché questi sono i tre elementi che attirano l'attenzione delle baby gang che poi tentano di rubarli anche con la forza. Quindi non mostrare il cellulare, no scarpe, sneakers di marca, no giubbotti belli, vistosi, griffati. Vedremo se continueranno almeno per il momento a sorvegliare un po' la zona, almeno dalla Bergamas ai Salesiani, dove succedono sti fatti, e spero che qualcuno appunto si svegli. Certo, ovviamente da mamma è molto preoccupata. Sì, mia figlia non la faccio uscire praticamente più. Questo è. Purtroppo è pericoloso. Prendono di mira tutti. Ho sentito anche qualche adulto, se non gli dai una sigaretta, se non gli dai l'euro, quindi basta. Tutti ragazzi minorenni, tra l'altro. Sì, sono tutti minorenni. Un 53enne di Villesse è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della figliastra tredicenne. La ragazzina si è confidata con gli insegnanti che hanno fatto intervenire i carabinieri. Oltre alle violenze fisiche e psicologiche, la giovane veniva vessata e trattata da serva. Un patrigno violento, una Cenerentola tredicenne maltrattata e costretta a fare da serva a tutta la famiglia. La brutta storia di abusi e vessazioni arriva da Villesse. Un 53enne del luogo è stato arrestato dai carabinieri poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni della figliastra. La moglie, 32enne di origini straniere e madre naturale della ragazza, è stata denunciata in stato di libertà per la stessa ipotesi di reato, per la sua presunta condotta omissiva in quanto non si sarebbe opposta alle vessazioni
vessazioni subite dalla figlia. L'indagine ha preso il via grazie a una segnalazione da parte della scuola frequentata dalla giovane. Gli insegnanti ne hanno raccolto le confidenze rivolgendosi poi ai carabinieri, i quali, coordinati dalla Procura della Repubblica di Gorizia, sono riusciti anche attraverso video, foto e altra documentazione a delineare un quadro di maltrattamenti perpetrato dall'uomo, spesso alla presenza anche dei 2 fratelli minori della ragazzina, nei confronti della quale sono state documentate con frequenza pressoché quotidiana violenze sia fisiche che psicologiche. Gli accertamenti, fanno sapere i militari dell'Arma, hanno portato alla luce la gravità e la delicatezza della situazione. La ragazzina veniva anche costretta a pulire quotidianamente la casa, a occuparsi del bucato, a servire il resto della famiglia a tavola, con la paura di essere svegliata nel cuore della notte, di non poter frequentare più la scuola o di dover sottostare a estenuanti allenamenti in giardino. Il 53enne è stato portato al carcere di Gorizia. Si tratta del primo caso, quantomeno in provincia di Gorizia, di applicazione dell'arresto in flagranza differita introdotto dalla legge cosiddetta salvavita del 2023. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, che ha disposto anche la permanenza in carcere dell'indagato. Al Verdi c'è una gazza ladra. Purtroppo non si parla dell'opera di Gioachino Rossini, ma dei furti nei camerini degli artisti. Secondo le indagini della polizia, a compierli sarebbe stata una dipendente del teatro. Gli episodi sarebbero iniziati più di 2 anni fa. Dei furti al Teatro Verdi nei camerini degli artisti, mentre cantanti, musicisti e danzatori si trovavano in scena, si parlava da tempo, da un paio d'anni come minimo. Tanto che in molti si erano convinti a portarsi appresso e depositarli in quinta, magari all'interno di uno zaino, valori ed oggetti, laddove da qualche mese si erano intensificati i controlli per accedere al teatro quale misura precauzionale. Di fronte a tutto ciò, la fondazione stessa a gennaio aveva sporto denuncia contro ignoti. Le indagini del commissariato di polizia di San Sabba hanno individuato una dipendente del teatro denunciata in stato di libertà per furto in attesa dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari. Gli investigatori avevano individuato immediatamente una serie di dettagli che li hanno portati a concentrarsi su una figura interna al teatro. Poiché i furti si verificavano mentre gli artisti erano impegnati durante le recite o durante le prove, giocoforza doveva trattarsi di una persona a conoscenza di orari, abitudini e meccanismi, certa che in determinate circostanze nessuno potesse entrare nei camerini e senza destare sospetti se presente nei corridoi del teatro. Una serie di microcamere sistemate su autorizzazione della procura, dove i furti erano stati perpetrati, ha consentito di individuare una persona mentre, intrufolatasi nei camerini, si impossessava di una somma di denaro e di confermare fosse una dipendente del teatro. E proprio perché è troppo facile, non chiedeteci alcuna battuta sulla gazza ladra. La polizia locale ha bloccato e arrestato un passer ucraino che trasportava 4 persone a bordo di un veicolo. Il tutto è accaduto sabato 18 maggio. Una pattuglia del nucleo interventi speciali ha intercettato un veicolo con targa ucraina che alla vista degli operatori ha cercato di fuggire dai controlli senza riuscirvi. La macchina è stata seguita e poi fermata. Il conducente, un cittadino che trasportava dalla Slovenia all'Italia 4 persone di origine curda, componenti di una famiglia, è stato arrestato per presunto favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e condotto al Coroneo. La famiglia di extracomunitari era in buone condizioni di salute. Il sindaco di Piazza ha annunciato l'intenzione di procedere con lo sgombero di quei magazzini di Porto Vecchio che oggi sono diventati ricovero dei migranti, una posizione severa, dettata anche dal fatto che in quell'area sono in corso i lavori per il viale monumentale. Non solo il Silos come luogo dove i migranti presenti in città e non inseriti nel sistema d'accoglienza trovano rifugio, ma anche i magazzini del Porto Vecchio sono ormai da tempo occupati e adibiti a giacigli di fortuna. Una dinamica che proprio non va giù al sindaco di Piazza, che ha annunciato che lunedì con le forze dell'ordine darà avvio a un'operazione di sgombero e pulizia di quegli spazi. La volontà di intervenire con una certa fermezza non è solo una questione di decoro, ma, dice il sindaco, è anche necessario perché lungo il viale in oggetto si sono insediate le ditte preposte al cantiere per la realizzazione del viale monumentale di Portovivo, ovvero la futura grande arteria viabilistica dell'antico scalo che corre in parallelo alla così chiamata bretella già sistemata e aperta al pubblico. Adesso ho il problema che le ditte che stanno lavorando tutti i cantieri hanno in mezzo sti migranti che hanno occupato. Allora adesso sto
programmando naturalmente per lunedì di andare con le forze dell'ordine e pulire, anche perché non ne posso più che arrivino da tutte le parti e che prendano possesso. Allora, ripeto, il silo non posso intervenire perché è privato, ma il Porto Vecchio è nostro e lì posso intervenire e gli dico in maniera molto chiara e forte: via da qua. Sul silos il sindaco attende sviluppi dalla proprietà e anche per questo ha chiuso alla possibilità d'utilizzo degli spazi dell'ex mercato della stazione come centro di accoglienza di bassa soglia. Il motivo è legato al futuro dell'intera area che, se si svilupperà con un'impronta commerciale, mal si sposa con l'allestimento, anche temporaneo, di un dormitorio per richiedenti asilo. Le Coop devono vendere il silos. Immagina se li piazzo vicino a via Flavio Gioia, una cosa così, non vendono più il silos. Questa è la realtà, ma stiamo scherzando. E il silos diventerà una grande opportunità commerciale, una grande opportunità alberghiera, ma anche una grande opportunità se viene venduto piuttosto che essere abbandonato in quel modo così. Grandi investimenti, anche perché davanti hanno 65 ettari di Porto Vivo. Alle 16:30 di questo pomeriggio circa i vigili del fuoco sono intervenuti con 2 squadre supportate da un'autoscala, l'autobotte e il funzionario di guardia per un incendio di un appartamento al 4° e ultimo piano di uno stabile in via Pitacco. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato la proprietaria dell'appartamento già in strada assieme ad altri condomini e mentre una squadra raggiungeva l'alloggio in fiamme, i componenti dell'altra squadra verificavano che tutti i condomini fossero usciti dai propri appartamenti. Entrati nell'alloggio segnalato, i vigili del fuoco hanno trovato nel soggiorno un divano in fiamme che si stavano propagando anche al resto dell'appartamento. I soccorritori sono riusciti comunque a contenerle al solo soggiorno. Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza dell'intero stabile, con una verifica strumentale per sincerarsi che non vi fossero residui nocivi dei gas della combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio, la proprietaria dell'appartamento è stata soccorsa e trasportata dal personale sanitario all'ospedale per i controlli del caso, in quanto aveva respirato i fumi sprigionati dall'incendio, e i vigili del fuoco hanno anche recuperato 2 gatti che vivevano con la signora. Un messaggio pieno di dignità e di voglia di libertà, quello di Martina, la donna affetta da sclerosi multipla che ha intrapreso un tortuoso percorso burocratico per avere accesso al suicidio assistito, al momento negato dall'azienda sanitaria. La donna si è appoggiata all'associazione Coscioni e oggi al Caffè San Marco ha raccontato di sé. Questa spada di Damocle io l'ho accettata subito e la mia è stata una scelta di vita, in toto, perché la vita va rispettata, è stupenda. Io sono curiosa, mi sono sempre chiesta: dai Martina, che cosa c'è oltre? Continua, oggi è doloroso, ma non si sa mai, magari incontrerai qualcuno, qualcosa, perché vale la pena provare. E così è stato. Quando la fatica supera la gioia, è giusto arrendersi e non è una resa disperata. Il messaggio che io voglio dare a un neodiagnosticato è un messaggio positivo. Voglio dirgli: prova, continua, non sarà facile e non ti prometto che guarirai, però sappi che, e se un giorno non ce la farai più, avrai una via d'uscita. È un appello colmo di dignità, consapevolezza e libertà quello di Martina, la 49enne affetta da sclerosi multipla dall'età di 28 anni, che oggi ha raccontato di sé e della sua decisione di porre fine alle proprie sofferenze. Un percorso però che ha trovato lo stop dall'azienda sanitaria in quanto mancherebbe il requisito del trattamento di sostegno vitale. Che cosa vorrebbero dunque una parte di questa, chiamiamo, civiltà? Che io mi riducessi ad un essere inerte, completamente sedato, sdraiato a letto? Perché? Per far compassione agli altri. È veramente necessario apparire sofferenti? Vorreste vedermi in preda agli spasmi notturni o vedermi nuda, ormai ridotta a un osso, con le spalle lussate? Perché dovrei farlo? La sua vicenda è molto simile a quella di Anna, donna che 1 anno fa a Trieste aveva ottenuto, dopo una battaglia non semplice, la possibilità del suicidio assistito. Martina ora si è rivolta alla giustizia, ma allo stesso tempo ha avuto la luce verde dalla Svizzera per avviare lo stesso percorso. Le mie mani non posso spostarle, io ho un dolore lancinante al fianco, eppure sorrido e non mi vergogno del mio sorriso e non mi pento di aver vissuto. Non lo farò mai, ma il diritto di scegliere
di essere liberi, perché, ripeto, quando la fatica supera la gioia, ti arrendi. Gli ospiti di Ring in onda questa sera dopo le 21, Alessandro Manera della Lega, Giorgia Tripoli di Libertà, Igor Trelani di Fratelli d'Italia, Salvatore Spitaleri del PD, Giulia Giorgi di Alleanza Verdi Sinistra. Ci sarà anche un'intervista con Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità portuale, e quindi il quesito, il referendum è 6 mesi di servizio militare per i giovani. Presentare le opportunità di investimento in Friuli Venezia Giulia allargando allo Stato del Missouri le relazioni consolidatesi negli anni con gli Stati Uniti e operando nel solco di una strategia di lungo periodo volta a rafforzare, dopo gli importanti incontri tecnici tenutisi a New York ad aprile e la precedente sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra le regioni italiane e la National Italian Foundation, la partnership economica sul versante atlantico. Queste le finalità dell'incontro istituzionale tenutosi nel pomeriggio di oggi nella sede della Regione a Roma tra una delegazione del Friuli Venezia Giulia, in testa il presidente Massimiliano Fedriga, e una nutrita rappresentanza dello Stato del Missouri guidata dal governatore Michael L. Parson. I risultati del sondaggio di SVG commissionato dai quotidiani locali mettono in risalto un derby del centrodestra al femminile fra Sandra Savino e Anna Maria Cisint che potrebbe riservare sorprese. Fratelli d'Italia in testa, PD secondo partito italiano e Forza Italia un'incollatura dalla terza piazza occupata dalla Lega nel gradimento degli elettori. Dietro Movimento 5 Stelle lontano dai fasti del passato ma più quotato rispetto alle recenti politiche. È il quadro che emerge dal sondaggio realizzato da SVG per i quotidiani locali su un campione di 1000 soggetti residenti nella circoscrizione nord-est in vista delle elezioni europee. I numeri parlano di Fratelli d'Italia quota 28,1%, PD al 23,3%, Lega al 10,2%, Forza Italia Noi Moderati al 9,4%, Movimento 5 Stelle all'8,1%. Fra gli altri Alleanza Verdi e Sinistra, Stati Uniti d'Europa e Azione dati come papabili per superare la soglia di sbarramento al 4%. Sondate nelle interviste telefoniche online anche alcune preferenze, con la sorpresa della candidata di Forza Italia Sandra Savino, l'attuale sottosegretaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in una short list di nomi notissimi in cui spiccano Alessandro Zan del PD, Flavio Tosi di Forza Italia e il generale Roberto Vannacci della Lega. Si piazza a ridosso, quasi a pari merito, con la sindaca di Monfalcone ed esponente del Carroccio Anna Maria Cisint, sia nella classifica della notorietà delle personalità politiche che in quella di sintesi fra notorietà e fiducia. Un risultato che mette in risalto come il derby al femminile del centrodestra del Friuli Venezia Giulia potrebbe riservare sorprese, considerando la notorietà della prima cittadina della città dei cantieri, che svetta invece nella graduatoria di chi la conosce direttamente. L'esponente di Forza Italia Sandra Savino è distanziata di un solo punto nelle classifiche del sondaggio, ricordando che il margine d'errore statistico dei dati riportati è del 3,1% a un intervallo di confidenza del 95%. Un nuovo centro di logistica integrata è stato inaugurato oggi da BAT Italia all'interno dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra in collaborazione con l'Interporto. Oggi inauguriamo il nostro hub di logistica integrata qui a Trieste, quindi questa è la conferma della centralità che ha Trieste e l'Italia per il gruppo BAT. A poco più di 2 settimane dalla visita del nostro CEO Mondo Taddeo Marocco, che ha confermato appunto questo, e questa è una prova tangibile. 12.500 metri quadrati per il nuovo centro logistico costruito a tempi da record da BAT Italia in collaborazione con l'Interporto di Trieste, con un investimento di 6 milioni di euro. Un magazzino che va a integrare l'impianto produttivo di Bagnoli della Rosandra e raddoppia la superficie a disposizione del comprensorio Frieste, facendo di Trieste il punto di partenza di tutti i prodotti commercializzati da BAT Italia. Non solo rafforza la collaborazione tra BAT e Interporto, ma anche la collaborazione tra BAT e le aziende locali, perché qui appunto questo magazzino è stato realizzato appunto tutto quanto da aziende locali e che sono delle eccellenze del territorio. Sì, devo dire siamo stati molto rapidi nella realizzazione sia del building, che è stato realizzato in 21 mesi, e bisogna dire che già dopo 13 mesi BAT è riuscita già a fare la prima linea di produzione, mentre questo magazzino siamo riusciti a realizzarlo in 8 mesi.
se pensiamo anche un po' a tutte le condizioni di mercato, difficoltà a reperire certi materiali, è stato realizzato veramente in tempi molto rapidi. La struttura inaugurata oggi è un grande magazzino per lo stoccaggio e la gestione dei prodotti finiti e delle materie prime, nel quale transiteranno prodotti destinati sia al mercato italiano sia ai mercati esteri, accorciando la filiera distributiva. Nella nuova struttura è previsto l'impiego di 10 nuovi lavoratori. Quanto alle prospettive per il futuro, da parte di BAT si sottolinea il rispetto e pure il superamento degli obiettivi iniziali. Il progetto prevede appunto questo investimento di $500 milioni in 5 anni e quindi siamo nel pieno del viaggio e stiamo rispettando gli impegni, quantomeno in metri quadri siamo impegnati a costruire 20.000 metri quadri, l'abbiamo ampiamente superato, quindi per quanto riguarda i posti di lavoro, i 600 più 2.100 indiretti, anche qui stiamo proseguendo, ovviamente man mano che attiviamo le nuove linee produttive, quindi si procede con le assunzioni. Una ventina di studenti che si sono mobilitati con tende e striscioni pro-Palestina hanno passato la notte accampati in Piazzale Europa, davanti alla sede centrale dell'Università di Trieste. Va precisato che i manifestanti non hanno voluto parlare davanti alle telecamere. Hanno passato la notte qui un gruppo di circa 20 studenti all'interno di 9 tende che vedete alle mie spalle nella parte destra dell'edificio di Piazzale Europa, all'esterno ma in una parte al coperto ovviamente per proteggersi dalla pioggia. E la mobilitazione pro-Palestina promossa da un gruppo di studenti che avevamo già seguito in precedenti manifestazioni che chiedono lo stop degli accordi tra l'Università di Trieste ed Israele e più in generale protestano per le ragioni della Palestina. Come vedete si sono organizzati con tende, cibo, la possibilità anche di farsi da mangiare, sono stati appesi alcuni striscioni con le scritte stop al genocidio e intifada studentesca. La mobilitazione era già iniziata ieri con un primo sit-in, una protesta fuori appunto dall'edificio di Piazzale Europa, quindi si proseguirà ad oltranza, vedremo quali saranno le decisioni anche poi con il confronto che credo gli studenti avranno con il rettore dell'Università di Trieste. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torniamo con altri servizi, rimanete con noi. Rientriamo in studio, oltre 30 operai al lavoro allo Stadio Rocco per il montaggio del palco in vista dei concerti di Ultimo e Max Pezzali in programma il 2 e il 9 giugno. Una trentina di operai al lavoro per il montaggio del megapalco che ospiterà i concerti di Ultimo e Max Pezzali 2 e 9 giugno, già tutto sold out. Gran lavoro da parte delle maestranze per il montaggio della parte interna del palco che ospiterà i 2 concerti. Con una gru vengono posizionati i vari settori che andranno poi a creare le torri laterali del palco che ospiteranno anche i megaschermi. Grande attesa naturalmente per questi eventi che consentiranno a Trieste di vedere nuovamente 25.000 persone allo stadio per la doppia tappa e il doppio evento. Ovviamente tutto ciò è stato preceduto dalle polemiche relative a quanto successo l'anno scorso con i Maneskin, ma come vedete oltre al palco lì sotto c'è una copertura molto importante dell'infrastruttura che viene montata su un quarto di campo che dovrebbe consentire tra l'altro di danneggiare in modo minore il manto erboso, che comunque poi verrà completamente ripristinato a brevissima distanza dalla fine degli eventi in vista della prossima stagione sportiva della Triestina Calcio. Si intitola Primavera da Vienna, il ciclo di 3 concerti che i Wiener Symphoniker terranno al Rossetti il prossimo aprile. Oggi la presentazione degli appuntamenti. Sono 3 i concerti che i Wiener Symphoniker, diretti da Peter Popelka, terranno a Trieste la prossima primavera al Rossetti, venerdì 11 aprile, sabato 12 e domenica 13.
Il primo programma abbiamo una combinazione di Verdi e Wagner. Il secondo concerto è una combinazione bellissima, Mozart e Mahler. E il terzo concerto è con un programma diciamo più popolare. Il primo protagonista di questo programma è Johann Strauss, perché prossimo anno è un compleanno, 200 years, come si dice, 200 anni compleanni di Johann Strauss. Quindi abbiamo tre programmi belli e non vediamo l'ora di presentarli. Gli appuntamenti presentati oggi sul palcoscenico del Politeama saranno anticipati giovedì 10 aprile da un preludio tutto particolare, diffuso in città, come si suol dire. Primo teatro in cui il prestigioso complesso si esibì al di fuori dei confini austriaci nell'aprile del 1902, il Rossetti e il Teatro Stabile rafforzano quell'antico legame, concretizzandolo anche attraverso la trasmissione in diretta sulla rete pubblica austriaca Orff del concerto conclusivo della tappa triestina. Nel 2025 i Wiener Sinfoniker celebreranno 125 anni di attività e l'appuntamento triestino, seppure indirettamente, farà da importante sponda alle iniziative di Gorizia Nova Gorizia 2025, oltre che proporsi come importante momento di arricchimento culturale per la città e il comparto turistico. Portarli a Trieste per lo Stabile significa cementare una delle missioni del teatro, ovvero quella di essere presente in un territorio più ampio. Per i Sinfoniker essere a Trieste sarà qualcosa di naturale, verrebbe da dire. Noi stiamo gettando dei ponti anche a grande distanza e quindi questa necessità, secondo me, perché è una necessità così di collegarsi con le migliori realtà a livello mondiale, viene confermata anche così da questa collaborazione con questa grandissima orchestra. Viviamo in una parte dell'Europa fra Danubio, le Alpi e Trieste, naturalmente, dove sono molti punti in comune dal punto di vista culturale, per cui organizzare un festival qui è stata una decisione naturale. Dass es sich lohnt, ein Festival daraus zu machen. Rinverdito con la tradizionale partita di calcio ospitata quest'anno sul campo del Zari a Basovizza, il gemellaggio fra i vigili del fuoco delle città di Trieste e dell'austriaca Graz. Pompieri triestini e austriaci sul campo di calcio di Basovizza per suggellare a colpi di tiri in porta e parate il gemellaggio fra Trieste e Graz. Il campo del Zari ha ospitato il momento culminante della 3 giorni della 42esima edizione. Il sodalizio varato nel 1980 sulla scia dello storico rapporto che intercorre tra le due città è nato come momento di incontro tra colleghi, diventando poi negli anni un vero e proprio ritrovo di sincera amicizia. Che ogni anno vede o noi partecipare a Graz o l'anno successivo i colleghi di Graz partecipare a Trieste, a iniziative di questo tipo che hanno, oltre alla motivazione di consolidare un rapporto di amicizia, quello di divertirsi assieme e partecipare a una sfida agonistica, in questo caso una partita di calcio. Eine 42-jährige Kooperation mit der Feuerwehr Trieste. Questo gemellaggio da 42 anni, cioè è così che facciamo alternamente una volta a Graz, una volta a Trieste, che ci troviamo per qualche giorno per stare insieme, per rinforzare questa amicizia. Il gemellaggio si sviluppa su 3 giornate nel mese di maggio tra momenti di cultura, valorizzazione del territorio e convivialità. Quest'anno il comando triestino ha ospitato la delegazione di 20 pompieri di Graz, alloggiandoli nel distaccamento del Porto Vecchio. Non sono mancati momenti istituzionali al di là della partita di calcio presso il campo di Basovizza, che per la cronaca è finita in parità con un risultato di 2-2. Arbitro il nostrano Baldas. C'è stato poi il tradizionale scambio di doni e trofei, alla presenza anche di una delegazione dei comuni. La giornata si è conclusa con una cena a base di sapori del Golfo, vini locali, musica e tanta allegria. È tutto, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Buon proseguimento di serata. Rimanete con noi perché poi c'è comunque l'approfondimento con Andrea Blau.
Allora, eccoci pronti con Andrea Blau per il consueto approfondimento. Buonasera Andrea, grazie per essere venuto, tornato nei nostri studi. Buonasera Umberto, buonasera, piacere oggi fare questa puntata con te. Si cambia, è in felicità. Però di cosa parliamo? Di carne. Di carne. Però sai che era in dubbio l'argomento. Perché? Perché non sapevo cosa scegliere come argomento per stasera, avevo due possibilità, ho buttato la monetina, le due possibilità erano 1, carne sintetica, 2, Geronimo Stilton. Ho buttato la monetina ed è venuta fuori purtroppo la carne sintetica. A me è andata bene perché devo dire la verità, non amo molto... È una battuta per pochi intenditori, sappiamo perché. Vabbè. Però se vuoi cambiamo l'argomento. No, va bene, carne... No, anche perché questo discorso sulla carne sintetica, devo essere sincero, non ho mai avuto tempo per approfondirlo, per farmi un'idea, per cui insomma tanto meglio affrontare questo. Intanto qual è il motivo del contendere? Allora, partiamo dal presupposto. Oggi se vuoi mangiare qualcosa, perché fettina di carne mi viene un po' stonata, no? Una forma di sostanza che deriva da una cellula staminale che si chiama quindi carne sintetica o di laboratorio, la puoi trovare oggi a Singapore, nel senso che in Italia e in Europa c'è una legge che vieta la commercializzazione di questo prodotto. Però, come nel titolo abbiamo scritto, ci sono dei pro e dei contro, e non sono pro e contro stupidi, cioè stiamo parlando comunque di una iniziativa, quella della coltivazione della carne, che è indirizzata alla salvaguardia del pianeta. Ancora una volta dobbiamo trovare delle soluzioni a un problema veramente importante, che è quello dell'inquinamento. Io ho preparato un po' di dati, ecco, la regia GG sono veramente oggi puntualissimi, capiremo perché è GG, no? Noi due lo sappiamo. Noi lo sappiamo noi. Allora, la carne d'allevamento oggi causa il 20% delle emissioni globali di gas serra, che è l'equivalente a tutti gli aerei, i camion, le auto, i treni, le macchine della terra. Quindi l'allevamento intensivo, quello che c'è oggi, scriteriato di animali, crea un danno di inquinamento di emissioni di gas serra, che sono tra le più pericolose, superiore addirittura ai veicoli a motore. Perché? Perché ci sono una serie di cause, insomma adesso non vado a raccontare perché non abbiamo neanche il tempo di... La struttura stessa degli allevamenti comporta... I mangimi, certo. Quello che banalmente gli escrementi delle mucche inquinano, i gas che vengono emessi, quindi purtroppo per l'elevata produzione, oggi andiamo nel supermercato, se non troviamo la fettina di vitello non torniamo più in quel supermercato, normalmente e naturalmente dovrebbe mancare se non c'è stata una produzione compatibile con quello che poi il pianeta ci può dare. Stiamo sfruttando il suolo, stiamo sfruttando gli animali e ci stiamo inquinando in maniera molto molto importante. Quindi sono partite delle sperimentazioni prelevando delle cellule staminali dagli animali in maniera indolore, perché è una biopsia che non dà dolore agli animali. Questa coltivazione passa per una cultura fatta, io me lo so scritto perché non sono veramente, non uso tutti i giorni un bioreattore, per cui potrebbe diventare come si dice, un utensile da cucina. Cosa facciamo? Ma butta su in bioreattore due pezzettini di carne coltivata. Cioè, adesso ci scherziamo, però questo è l'indirizzo. Perché? Perché bisogna combattere l'inquinamento. La carne è una carne che oggi è ancora in via di sperimentazione, come dicevo prima, non scherzando, è partito da pochissimo la vendita e la commercializzazione a Singapore, quindi in un paese extraeuropeo. In Europa c'è una legge, e anche in Italia, una legge che vieta la commercializzazione di questo prodotto. E non ha creato poche polemiche questa legge. Perché? Perché si sta contestando intanto una libera iniziativa di impresa, per cui il diritto a poter fare business con questo tipo di prodotto che non ha rischi sulla salute, però c'è un aspetto anche etico rispetto a quello che è il problema della coltivazione e del consumo o il non consumo della carne coltivata,
che poi magari adesso andremo ecco, ha messo la slide benissimo, carne sintetica e i vantaggi. Aspetto etico: riduce per esempio il processo di macellazione, quindi meno sofferenza, meno animali uccisi. Ricordiamoci che quando andiamo a fare la spesa e troviamo questi scaffali pieni di carne, quella carne spesso viene buttata, o meglio, si spera di no, ma lo spreco alimentare è un altro dei problemi che riempiono i titoli giornali, non troviamo risposte. Ci sono delle problematiche legate agli allevamenti, perché ci sono degli allevamenti intensivi, c'è una violenza sugli animali, quindi questa carne avrebbe lo scopo di ridurre l'inquinamento, di ridurre il maltrattamento sugli animali e riuscire a dare comunque lo stesso prodotto come gusto, come sostanza e come valore nutrizionale. Ho detto dovrebbe perché ad oggi non siamo ancora a quei livelli. I dati raccontano di problematiche della sostanza del prodotto. Stavo guardando adesso il monitor perché ecco, questa secondo me è un'immagine molto importante, la carne sintetica e i vantaggi. Guardiamo per esempio, secondo del tipo di animale, quali sono i vantaggi. Per esempio in termini di emissioni di gas, come dicevamo prima, ridurre, o meglio coltivare, non allevare la carne di manzo vorrebbe dire ridurre fino al 92% in meno le emissioni di gas. L'utilizzo di suolo, quindi il terreno, avrebbe un inquinamento ridotto al 90% in meno, cioè l'impoverimento proprio del terreno, perché viene sfruttato talmente tanto che poi rende poco e bisognerebbe cambiare la coltivazione, ma spesso viene lasciato a se stesso. Inquinamento atmosferico, fino al 94% in meno di inquinamento atmosferico. Il maiale ha un impatto inferiore rispetto al manzo, fino al 44% in meno di emissioni, fino al 67% in meno di utilizzo del suolo e fino al 42% in meno di inquinamento atmosferico. Sul pollo, onestamente qua mi dichiaro assolutamente ignorante, c'è il pollame ha un'emissione che è fino al 3% in più, quindi produrre carne simile al pollame inquinerebbe di più. Non lo so, o il pollo riesce a inquinare di meno, mi sfugge, non sono riuscito a trovare questo dato che mi ha un po' colpito. Però ecco, restiamo in linea con gli altri dati, il fatto che l'utilizzo del suolo, 64% in meno di utilizzo del suolo e fino al 20% in meno di inquinamento atmosferico. E stiamo parlando di 3 tipi di carne. Quindi questi sono gli allevamenti più utilizzati, quelli che troviamo più in commercio. L'utilizzo di carne sintetica vorrebbe dire inquinare meno a quei livelli che sono livelli molto molto importanti. Il problema è che coltivare la carne vuol dire sfondare un aspetto anche economico, nel senso oggi c'è un giro d'affari impressionante e non solo, noi abbiamo una qualità di prodotti italiani che sono impressionanti, cioè dobbiamo difenderli e da qua la legge... C'è una levata di scudi anche da parte degli allevatori piuttosto pesante. Io ricordo delle scene davanti, credo, al Parlamento 6-7 mesi fa, piuttosto forti. Sì, l'economia si sta spostando in un'economia sostenibile senza tener conto della sostenibilità di quelle famiglie e di una storia culturale ed economica dei paesi. Questa è forse la grande responsabilità che ha l'uomo in generale, non soltanto chi governa, perché poi siamo noi che condizioniamo i consumi, quindi condizioniamo anche alcune scelte. Gli agricoltori, i coltivatori, gli allevatori sono soggetti che ci hanno regalato tutta la nostra vita la fortuna di poter mangiare bene, vanno tutelati, esportiamo il Made in Italy anche dal punto di vista del mangiare, non soltanto la moda, è uno dei fiori all'occhiello del nostro paese. Ecco, passare ad una cultura della carne e non all'allevamento sarebbe per questi imprenditori sarebbe un grossissimo problema, perché non riuscirebbe più a sopravvivere e qualcuno dovrebbe continuare però ad allevare, per esempio per produrre latte, e chi lo farebbe probabilmente qualche grande azienda che assorbirebbe i più piccoli. Io non sono un amante di queste teorie dell'accorpamento, non fra un consorzio ok, ma quando arriva una finanziaria, un grosso
investitore, sì, diventa un'altra cosa. E qui là non c'è etica, non c'è principio sociale, là se le cose non vanno bene si chiude, punto. Quindi sì, è una cosa da pensare. Gli svantaggi, ecco, come se passiamo a questa slide, i svantaggi della carne sintetica, per esempio la qualità sensoriale, cioè riproporre quella bella fotografia che mi fa voglia di vedere quella bella carne, no? Magari passata su una griglia, ecco, quello ce lo dimenticheremo, almeno che non succeda qualcosa nella scienza che trasformi la sostanza proprio della carne in qualcosa di simile a quello che vediamo nelle foto. Quindi caratteristiche sono il gusto, l'odore, la consistenza della carne sarebbero lontane, oggi sono lontane da quella tradizionale. Quindi siamo lontani, ma dobbiamo, proprio perché siamo lontani a quel tipo di qualità, capire come comportarci per salvaguardare il patrimonio che c'è dietro quello che oggi è l'allevamento di carne. Devo ragionare anche su un altro aspetto, quello dell'abitudine, no? Noi andiamo adesso a comprare la carne dal macellaio o in un supermercato, c'è un certo tipo di rapporto, stiamo già perdendo macellai che sono artigiani, sono persone che hanno una conoscenza molto importante, un bagaglio che è peccato disperdere. Questa carne verrebbe creata da un ingegnere, da un biologo. Cioè, dove vai? Vado dal biologo a comprare un chilo di carne, ma onestamente a me fa un po' spavento. Però stiamo andando a passi da gigante. Il problema della legge ha creato un problema di tipo anche economico, cioè chi sta investendo su questo tipo di business sta contestando la scelta dell'Europa, perché dico, noi abbiamo sviluppato questo tipo di prodotto, siamo pronti alla distribuzione, ma voi ci state impedendo di realizzare il nostro business in un territorio libero come l'Europa e tanto più in Italia, ma l'Italia ha fatto una scelta per tutela del Made in Italy. Quindi l'Europa ha anche ha fatto una scelta di questo tipo, ma la scelta italiana è molto più rigida. Sì, ho capito. È molto più legata alle radici del nostro territorio. Una chianina, cioè trovarla dal biologo mi farebbe un po' strano, un po' strano e mi dispiacerebbe alquanto. Poi è anche vero, abbiamo esempi di, come dicevamo prima, di cultura intensiva di questi polli che vengono allevati per esempio nelle gabbie, che non vedono l'aria, ai quali vengono dati mangimi. Ci dobbiamo difendere dagli antibiotici che vengono inseriti nel mangime degli animali per avere prodotti che siano pronti prima e di un gusto che sia mandato. No, è un argomento abbastanza che, come dire, ci sono più argomenti, insomma, che ne fanno parte, che sono molto complessi come cosa. È molto complesso e non deve essere sottovalutato, perché fa parte di quello che è il cambiamento a cui siamo oggetto ormai, dico oggetto non soggetti perché lo stiamo subendo. Sì, questo è un altro discorso. È un altro discorso, potrebbe... lo stiamo facendo da un po' di tempo. Ecco, prestiamo attenzione, leggiamo di più. Io non sono uno scienziato, sono qua a dire queste cose per dare l'esempio che leggendo ci si riesce ad informare di cose che poi si può decidere di contestare, di criticare, di appoggiare anche, però è importante informarsi e approfondire. Grazie ad Andrea Blau per essere stato con noi, ci vediamo credo la prossima settimana. Insomma, per Geronimo Stilton. Per Geronimo Stilton, vedrò che conduca Paladini quella sera e buon proseguimento a tutti i nostri telespettatori, arrivederci, buona serata.